Il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento, nato da pochi mesi, è già in piena attività e avrà un mese di dicembre ricco di iniziative sul territorio. Lo ha annunciato il presidente, la dottoressa Mariella Antinoro, dopo l'eccellente conferenza proposta al liceo nell'ambito del service internazionale Interconnettiamoci ma con la testa. Giovedì 4 dicembre 2019 alle ore 18 presso la sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Grifo di Agrigento, il primo dei due appuntamenti del mese di dicembre. Prevenzioni delle malattie della terza età è il tema dell'incontro che, dopo l'indirizzo di saluto della Presidente Antinoro, vedrà tra relatori il delegato distrettuale del service dottor Nicola Scaturro, la psicologa Claudia Pipia, il farmacologo e psichiatra dottor Giuseppe Provenzano, il neurologo dottore Salvatore Condello e il responsabile medicina nucleare dell'Istituto San Raffaele di Cesalù, Pierpaola Longi. Le conclusioni saranno affidate al dottor Angelo Collura, governatore del distretto 108 YB Sicilia. Mentre sabato 14 dicembre, sempre il Lions Club Valle dei Templi di Agrigento sarà protagonista di un'altra iniziativa. Alle 20:30 al Teatro Pirandello sarà proposta l'opera Anime che si chiamano, scritta e diretta dalla professoressa Antonella Monreale della compagnia teatrale Arcobaleno, che ha sede a Favara e a Roma e socia del club. La legalità è al centro del lavoro di Antonella Monreale, che attraverso alcune anime vittime del sistema esprimeranno i loro sentimenti. Si tratta, spiegato la Presidente dottoressa Antinoro, di impegni concreti che ci rendono protagonisti sul territorio di azioni di solidarietà, e ringrazio i miei collaboratori e i soci per il grande lavoro che stanno facendo, mettendo a disposizione le loro professionalità con spirito di servizio.